non solo tutti i cittadini ma anche le realtà sociali di questa città a contribuire a questa lotta, fosse anche soltanto inserendo una cassetta nei propri spazi per sostenere la lotta dei lavoratori Abate e l'ETM. Ma non solo un sostegno economico è quello che chiediamo alle associazioni dei cittadini, ma chiediamo che siano con noi, siano con questi lavoratori, perché veramente sono stati lasciati soli da tutti, da tutte le istituzioni. Anche qualche deputato, senatore diceva di essersi interessato, eppure non è qua, siamo solo noi, sono sempre loro, il sindaco non pervenuto, quindi credo che sia ora che questo silenzio venga meno e se ne parli di più, perché veramente non sono solo 40 lavoratori ma sono 40 famiglie che non ne possono più di questa situazione. Grazie.